bentrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Ritorniamo a Barbisano di Pieve di Soligo e siamo alla festa della birra che parte dal 24 maggio fino all'8 giugno. Con noi presidente Luigino Modenese e Roberta Privello, vicepresidente, sempre qui con noi, e adesso vi racconteremo cosa sta succedendo qui, perché è una festa veramente bella, ben riuscita, diciamo. Sì, diciamo così, è ormai da 25 anni che siamo qua, praticamente facciamo 3 fine settimana, il 24, il 25, il 26, il 31, 1 e 2 e il 7 e l'8, e praticamente abbiamo serate di festa e di musica e tanta gente, abbiamo i volontari qua dietro, ci danno una mano e mi sembra che è una cosa bella a vedere. A proposito di volontari, qua ne abbiamo una folta rappresentanza, un doveroso grazie, perché senza di loro... Esatto, senza i bambini qua, i ragazzi che ci danno una mano, i grandi fanno, ma senza i piccoli non saremo qua. Quindi quali sono i piatti tipici di questa sala? Noi facciamo la porchetta, il galletto, il ciulasco, la tagliata, il costate, dopo abbiamo i piatti sempre presenti ogni sera. Isipin ko lagi ang nasa tabi kapag may bagong upload ng video. Teka, ora mismo din ang mapakali. Diretso tindahan, te pwede pa-load para ma-share ko at mapanood. Maubos man ang giga. Roberta, invece con te diamo un appuntamento a tutti i telespettatori, non prima però di aver elencato qualche serata particolare. Serata particolare, vabbè, a parte tanta musica italiana, le radio, c'è la serata latina, c'è la serata rock un po', abbiamo anche una serata di un gruppo che fa pezzi propri, ok? Non mi ricordo cover? No, non cover, okay. Proprio i loro pezzi. E poi abbiamo un torneo di calcio con il calcio barbisano, abbiamo il torneo di pallavolo che però sarà fatto il 9 di giugno. Eccezionalmente, anche se la festa è chiusa, però il torneo di pallavolo, il Volley Friends, lo facciamo lo stesso. Ecco. E quindi appuntamento, ti diamo 2 secondi, appuntamento a tutti i telespettatori per venire qui a Barbisano fino all'8 giugno. Certo, fino all'8 giugno, tutte le sere, e la domenica del 2 giugno, 2 giugno? Sì, il 2 giugno anche la domenica a pranzo. Quindi avete capito bene, sono un po' emozionati perché dopo 25 anni avervi sempre qua in mezzo è una cosa bella, però noi, a parte scherzi, vi diamo appuntamento fino all'8 giugno qui a Barbisano ad assaggiare dell'ottima birra, soprattutto dell'ottima birra perché è la festa della birra, e Roberta e Luigino vi danno un invito ad essere qua. Noi vi aspettiamo, festa di Barbisano, festa della birra. Venite qui e ci divertiremo insieme. Grazie mille ancora Roberta, grazie mille ancora Luigino, e adesso andiamo a degustare un'ottima birra. Esatto. Perfetto, grazie mille. Lakas ng iyong dating kapag nakikita ka ako ay napapraning. Bawat hiling mo na pang pagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Nanda Rhyme Music Entertainment.